La città di Sora ha ricordato il maresciallo capo Luca Polsinelli nel 15° anniversario dalla scomparsa. Nel cimitero comunale si è svolta nel rispetto delle normative anti-Covid una semplice ma sentita cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose e dei familiari di Luca Polsinelli. Dopo la deposizione sulla tomba monumentale dedicata all'alpino sorano di corone d'alloro e fiori, un momento di preghiera affidato alle parole di Don Francesco Cancelli, seguito dalla recita della preghiera dell'alpino. Una rievocazione che ha voluto ricordare le straordinarie qualità morali e professionali del giovane sottufficiale che il 5 maggio del 2006 ha perso la vita mentre era impegnato in missione in terra afghana. Il vivo ricordo di Luca è emerso dalle parole commosse del colonnello Gianmarco Laurensing, comandante del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila e amico di Luca, che ha lavorato diversi anni insieme a lui, ricordandolo come un ragazzo dalle doti umane eccezionali e di soldato con elevatissimo senso del dovere. Sono seguiti gli interventi del comandante del 41° Reggimento Cordenons Giacomo Massa e del primo cittadino Roberto De Donatis. Un punto di riferimento per l'intera comunità, di energia positiva, di capacità anche di aggregare i valori della nostra tradizione, della nostra Costituzione, della nostra democrazia, di protezione e rispetto della pace. Quindi la positività di questa figura che emerge anche quest'anno, nonostante il mancato coinvolgimento legato alla pandemia che avveniva come ogni anno con tutte le scuole, quindi anche un momento di formazione non solo per noi adulti che ci riconosciamo in dei valori che abbiamo sempre la necessità di celebrare e commemorare, non solo la figura di Luca, ma tutto quello che significa il suo sacrificio e la sua dedizione a quei valori di cui noi dobbiamo essere portatori. Quindi auspichiamo che l'anno prossimo ci sarà il consueto coinvolgimento dei più piccoli in un percorso di crescita umana che riteniamo indispensabile per il futuro della nostra comunità. Tutti i presenti si sono poi riuniti nella cappella del cimitero, dove Don Francesco Cancelli ha celebrato la Santa Messa di commemorazione.